Sono lieto che l'AICA ha chiesto a noi, il Comune di Agrigento, proprio la banca dati per poter sovrapporre i dati e iniziare a fare un censimento e scoprire chi purtroppo è evasore per quanto riguarda la tariffa idrica. Ma nello stesso modo sono ben lieto di questa iniziativa, perché lo sto facendo anche con il mio assessore Carmelo Cantone, anche un riscontro, un controllo incrociato tra la banca dati nostra, quella della questura e naturalmente quella degli albergatori, perché sicuramente forse ci sarà anche nel settore della tassa di soggiorno c'è forse un'evasione. Quindi io mi propongo al più presto di avere questi dati, e quindi se c'è qualcuno che ancora non si è messo in regola, io vi prego di farlo. Quello che ha detto il sindaco in effetti è un lavoro che già stiamo facendo da tanto tempo. Le nostre strutture, diciamo, la nostra struttura amministrativa già controlla e sovrappone i tabulati. In effetti il sindaco non ha detto che c'è una forte evasione, ma sospettiamo, perché c'è una grande discrasia di dati tra i vari gestionali, per esempio della questura e il nostro. Riteniamo quindi di avere il dovere di mettere in ordine anche questo settore, e quindi esortiamo tutti quelli che sanno di non essere correttamente in regola di farlo al più presto, perché il cittadino civile sicuramente è un benessere, porta benessere a tutta la comunità.